Protesta nazionale oggi dei centri commerciali per la riapertura nei fine settimana, prefestivi e festivi. 800.000 posti di lavoro, 36.000 negozi, 1.300 centri commerciali. Questo è il quadro delle strutture operanti in tutta Italia. Anche il centro commerciale Città dei Templi ad Agrigento ha aderito alla manifestazione. La manifestazione Chiudiamo per aprire, una manifestazione silenziosa per difendere un comparto importante che è da 6 mesi bistrattato in maniera totalmente discriminatoria rispetto a tanti altri settori, che coinvolge 1.200 centri commerciali, quasi 30.000 negozi e 800.000 dipendenti. E quindi una manifestazione per farci sentire, per far sentire le nostre ragioni, perché comunque parlo del nostro centro ma parlo di tutti i colleghi, a nome di tutti i colleghi di tutti i centri. Noi comunque teniamo alla sicurezza del cliente, quindi lo shopping può continuare anche nei weekend, sempre ovviamente in maniera sicura, perché la sicurezza per noi continua ad essere fondamentale. Questi 12 mesi di pandemia ci sono state delle chiusure, qualcuno ha abbassato la finestra e probabilmente non la riaprirà più? Nel nostro centro commerciale fortunatamente no, però sicuramente a livello nazionale perché parliamo in questo momento dell'Italia, anche se è una situazione mondiale di emergenza, però sicuramente grossi danni all'economia e al settore del commercio sono stati fatti. È sentita parecchio la crisi qui, la chiusura del fine settimana, o è stata compensata anche dalle aperture giornaliere? Una sorta di bilancio qui, no, insomma? La compensazione non può esserci perché comunque e soprattutto nel sabato e nella domenica che ovviamente vengono concentrati gli acquisti e di conseguenza anche gli introiti dei commercianti. Per cui per noi è necessaria questa riapertura nei weekend. Si può pensare all'idea, come hanno fatto a Roma, un grosso centro commerciale, di il centro commerciale diventare stesso punto di vaccinazione? Noi come centro lo abbiamo chiesto, cioè la nostra proprietà, è partita questa iniziativa dalla nostra proprietà, dal dottor Ballardi, che è l'amministratore di questo centro, cioè noi ci siamo messi a disposizione per poter essere centro vaccinale in provincia, ma ora non so la decisione bene di chi sia stata, però non è stata accolta questa nostra richiesta. Abbiamo bisogno di riaprire, come vede, stiamo aderendo tutti a questa iniziativa, quasi. Come si è vissuto questo anno di pandemia? Bruttissimo. Abbiamo avuto aperture e chiusure in continuazione, siamo stati a casa per molto tempo. Secondo lei? Speriamo che funzioni e riapriremo totalmente del tutto, perché ne abbiamo veramente bisogno. Secondo lei questa chiusura il sabato e la domenica è stata esagerata? Insomma, si poteva, diciamo, rimodulare meglio i giorni aperti solo di settimana? Secondo me è stato una cosa buona, perché si venivano a creare troppi assembramenti, però adesso ne abbiamo veramente bisogno e quindi siamo qui. No, dico, vi hanno rimborsato qualcosa? Diciamo... In cassa integrazione ci hanno messo e purtroppo tende a ritardare pure quella, ancora siamo indietro. Spero che abbia eco, che faccia eco a chi di dovere, perché la chiusura del fine settimana per noi è drammatico, la perdita è notevole. E come ben vedete il centro commerciale è tutelato in tutto e per tutto, sia dentro i negozi che nelle gallerie. Quindi spero che questa cosa si avverta. Vedo che c'è una buona partecipazione, mi sono informata anche in altre province e credo che abbia un buon risultato.
Un bilancio di questo periodo di Covid dai risultati? Bilancio negativo totale, sia come ingressi che come fatturati. E la gente non capisce, perché fra l'altro le comunicazioni date non sono molto chiare, quindi non c'è una comunicazione chiara, si spaventano a venire nei centri commerciali, ripeto, anche se noi effettivamente siamo molto tutelati. A me dispiace poi vedere in altri posti, come può essere Villaggio Mosè, grandi superfici aperte tranquillamente il fine settimana, quando poi noi qui siamo chiusi. Non vedo la differenza. Quindi c'è stata una discriminazione in un certo senso, perché tutto sommato, insomma. Senti, la sua linea merceologica qual è? La nostra linea merceologica è Intimo Abbigliamento. È un'azienda ormai riconosciuta a livello nazionale anche fuori. È Yamamai, è il punto vendita Yamamai e niente, stringiamo i denti, speriamo che tutto si riprenda, perché così è veramente deleterio. Tra l'altro secondo me i tempi ormai sono maturi, considerando insomma, che già siamo oltre 25 milioni di vaccinati, insomma si potrebbe... Sì, io personalmente sono vaccinata, quindi sono un po' più tranquilla, ma ripeto, in ogni caso l'ambiente è più sereno, più tranquillo e tutelato. Quindi se non siamo noi a tutelare, è il centro commerciale che ci tutela.